portare le note di Antonio Vivaldi nella piazza di quella che è stata per secoli la capitale della cultura del mondo, di fronte alla Basilica di San Marco, dove questa musica è nata, e nel giorno del suo santo patrono, del nostro santo patrono. È un onore, ma ancora di più un orgoglio da condividere con tutti. Vi invito a sostenere il nostro messaggio al mondo affidato a queste celebri note, dalla cultura per la cultura. Una delle mission della radio è portare alla gente la cultura. La musica classica ne è una delle più alte espressioni e parla una lingua compresa da tutti, immediatamente in tutto il mondo. La grande scuola di musica nasce a Venezia, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Scuola Grande di San Rocco, Scuola Grande della Misericordia, Scuola Grande di Santa Maria Gloriosa di Frari. Il mito della scuola delle putte di Antonio Vivaldi che ha fatto sognare il mondo. Quella della nostra capitale è stata la scuola delle scuole, alla quale il mondo intero ha attinto a piene mani. Mi permetto di dire che i solisti di Radio Veneto 1 sono la massima espressione di questa grande scuola. Saranno loro, diretti dal maestro Giorgio Sini e con violino solista il maestro Carlo Lazzari, a interpretare le 4 stagioni. Sento anche il dovere del più sentito ringraziamento al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e al consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, perché loro per primi hanno creduto in Save the Culture, il nostro messaggio al mondo, per quello che hanno fatto per la nostra festa di San Marco, per la nostra cultura. Meritano certo di più. Il minimo che ora ci è concesso è invitarli a un saluto ufficiale, come vuole il protocollo, a cominciare dal consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Grazie veramente a tutti voi, veneziani e veneti, e gente che si riconosce nel patrono San Marco. Siete stupendi e siete la voce più grossa che noi oggi possiamo lanciare da questa piazza con la vostra presenza, che è la continuità, quella che noi vogliamo, ed è la continuità della nostra grande storia di grande gente, di gente che sa lavorare, di gente che ha magari la schiena spezzata ma dalla fatica con dignità e con orgoglio. Grazie a voi di essere tutti qua nel nome di San Marco. E a San Marco ricordiamo che noi abbiamo con lui fatto un patto. Ti con u e nu coti San Marco e per sempre. Era dal 1797 che non si festeggiava San Marco in piazza San Marco. Oggi l'abbiamo recuperata questa storia ed è il treno della continuità. Nessuno può permettersi di fermare questa storia. Siamo qua, lo stiamo dimostrando, e a noi, a tutti coloro che ci tentano, rispondiamo con quello che è il nostro vero grande democratico grido sulla cultura, sulla storia, sulla religione. Partera e Parmar! Partera e Parmar! Partera e Parmar! Viva San Marco! Grazie a tutti! La parola ora al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Benvenuti a Venezia. Oggi è la festa di San Marco, festa degli innamorati, festa del boccolo, festa del nostro santo patrono. Pensiamo che il marchio di Venezia debba tornare a essere dei veneziani e dei veneti. Pensiamo che una grande città aperta a tutti, libera a tutti. Oggi stiamo dimostrando che siamo persone libere da preconcetti, libere da ideologie, persone che pensano e vogliono pensare a un futuro di sviluppo per i propri bambini. Dobbiamo riprendere una storia purtroppo lontana, ma dobbiamo diventare persone coraggiose con la pazienza, con l'umiltà e col coraggio. Pensiamo che a Venezia si può rimettere in cammino grazie ai cittadini veneziani. Grazie a tutti per la presenza, grazie
per la compostezza, grazie per il vostro amore per questa città. Par terra, par mar, San Marco!